Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Talk Talk Sardegna. Come sembra, a farvi in compagnia in diretta dallo studio 1 di Torino, Alessandro Manno. Dallo studio 1 di Oristano, Emanuele Urru. E dallo studio 3 di Monserrato, Piero Grimaldi. Pensavate che Emanuele fosse ancora a Torino, invece no, ci sono ancora io e purtroppo si sa, la comunità territoriale è quella che è, quindi i voli ancora non ci sono. Capita, è il bello di quando si fanno le cose con largo anticipo e poi si rimane fregati a causa dei disservizi. Ma siamo qua oggi per fare un'intervista con un ospite che non ho problemi a dire che è uno dei pilastri, se vogliamo, è uno dei simboli della nostra storia repubblicana. L'onorevole Emma Bonino, buonasera e grazie per essere qui. Buonasera a tutti. Allora, io inizierei subito con una domanda che è di stretta attualità. Lei è stata nel 2013, è stata ministro degli affari esteri, ha avuto a che fare con tutto un insieme di situazioni che hanno coinvolto il nostro paese, l'Unione Europea, nella scena internazionale. Ecco, con l'esperienza che ha lei anche in questo campo, con tutto il suo passato politico, come valuta il comportamento del nostro paese in merito alla crisi ucraina? Come pensa che si potrà svolgere, cercare di sistemare questa situazione così particolare e così drammatica? Ma io credo che il nostro paese di fronte già al Covid, ma in particolare alla crisi ucraina, si stia comportando molto bene, in modo molto dignitoso, soprattutto senza grosse sbavature o oscillamenti da una parte e dall'altra, eccetera, eccetera, cercando anche di mettere un po' d'ordine tra le forze politiche che sostengono il governo, che invece hanno tutta una serie di scivoloni, diciamo così. Abbiamo apprezzato a livello internazionale ovviamente, ma anche in questo frangente, in questo caso, e quindi secondo me va sostenuto perché evidentemente la situazione non è, come dire, particolarmente brillante, non tanto per noi, ma per i poveri ucraini e oserei dire anche per i poveri russi, che invece vivono ore anche per loro di grande confusione. Come andrà a finire non lo sa nessuno, anche se tutti pensano di avere chissà quale soluzione in tasca. Più pretendono sapere e più prendono strade completamente lunatiche, non so bene come andrà a finire questa drammaticissima storia. Io veramente speravo, avevo pensato che negli anni 2000 non avremmo più visto la guerra alle nostre frontiere praticamente. È vero che negli anni 90 abbiamo avuto, e già ce la siamo dimenticati, il dramma altrettanto Jugoslavia. Adesso ne parleremo. Violento nell'ex Jugoslavia. E quindi in realtà in più di tutta evidenza il vecchio ordine mondiale è scomparso e l'eventuale nuovo ancora non ha l'aria di nascere. Per cui certamente la confusione è alta sopra il cielo, ma io ho un punto fermo molto semplice, non semplicistico. Qui c'è, al di là della storia di chi era, chi non era, chi è stato, c'è un aggressore, un paese aggressore che si chiama Russia a guida Putin, e un paese aggredito. Quindi la scelta di dove e in che campo mettersi a me pare semplice, anche persino scontata, e quindi faccio fatica anche a leggere le cose dei né con l'uno né con l'altro,
no, stiamoci tranquilli a casa, perché poi alla fine della storia probabilmente non è vero che vogliamo la pace, vogliamo essere lasciati in pace, che è francamente un'altra cosa. Senatrice, lei, se non sbaglio, nel 1995 diventa membro della Commissione europea. Neanche Sì, 24 ore dopo, neanche 48 ore dopo parte dove c'è la guerra, a Sarajevo e Mostar, per dimostrare appunto che l'ONU, l'Unione Europea sono lontane. Oggi, a distanza di 27 anni, la situazione è cambiata, è uguale. dove? In Jugoslavia? No, no, nel Ah, senso, guardando di lato, no, io penso che di fondo è uguale, nel senso che Milosevic aveva in testa il progetto della grande Serbia e quindi voleva conquistare il Kosovo con tanto di pulizia etnica, eccetera, eccetera. Assedio di Sarajevo, violazione delle aree sicure da Zepa a Goraz e a Srebrenica, per esempio. Quindi mi ricorda quegli anni, tutte le visite che ho fatto in ex Jugoslavia mi ricordano molto quanto sta succedendo in questi giorni. Invece, senatrice, le volevo chiedere, negli ultimi 20 anni l'Italia, ma in generale tutta l'Europa, è stata colpita da un altro problema, che è quello dell'immigrazione. Però negli ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere come sia l'Europa, ma soprattutto l'Italia, si sono riuscite a organizzare in maniera efficiente sotto questo punto di vista. Secondo lei la crisi ucraina poi si trova delle differenze tra le crisi migratorie che abbiamo vissuto precedentemente e questo, ma soprattutto secondo lei questa crisi ci aiuterà anche a superare le crisi future, visto che vedendo come va il mondo penso non sia la prima e non l'ultima. No, a superare la crisi? A superare una crisi umanitaria come quella che vivremo oggi. Ma Siamo sa, gli umanitari e la crisi umanitaria arriva sempre dopo un fallimento politico o a causa di un fallimento politico. E quindi gli umanitari internazionali o nazionali che siano fanno un lavoro eccellente di riduzione del danno per quanto possono, ma certo non sono le ONG che possano negoziare la pace perché non ne hanno né l'obiettivo né soprattutto gli strumenti. La situazione poi ucraina è anche più dura perché c'è un accesso molto saltuario e molto selettivo delle zone che possono visitare o che possono aiutare. L'invasore ha tutto l'interesse a non avere testimoni e quindi non ama gli umanitari, non ama i giornalisti, non ama i dissidenti interni, non ama nessuno che possa testimoniare e proprio per questo è fondamentale la scelta che ha fatto il procuratore Khan della Corte Penale Internazionale di avviare comunque una indagine sui crimini, eventuali crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, che sono i 3 compiti massimi della Corte Penale Internazionale. Anche lì sarà un lavoro molto difficile perché per raccogliere testimonianze, a parte quelle che abbiamo dei profughi, bisogna andare sul terreno, il procuratore lo sa benissimo. Ha bisogno di risorse dagli interpreti piuttosto che dagli agenti di sicurezza, dagli autisti piuttosto che dagli esperti in criminalità. Ma io credo che, come già per Milosevic, anche qui, se lo sosteniamo, Karim Khan è un ottimo
procuratore e potrà veramente costituire un dossier molto solido per questi capi d'accusa. Senta, riprendo quello che ha detto anche lei, non riesco a capire le persone che sono né da una parte né dall'altra, quindi la difficoltà a schierarsi, a prendere una posizione netta. Ecco, nello scenario attuale politico, secondo lei c'è questa mancanza di disegno che è stata disegno politico, di vedere nel lungo periodo, di prendere delle posizioni, anche se vogliamo, nette su un determinato tema? È un qualcosa che sta colpendo la politica del nostro paese, è davvero difficile prendere delle posizioni nette su determinati temi anche così importanti. No, il governo ha preso una posizione nettissima e che ci viene anche riconosciuta a livello internazionale. Poi a livello interno ci sono partiti dubbiosi, organizzazioni terrapiatriste, come le chiamo io, gente che se ne esce con delle boutade completamente fuori di testa, ma diciamo, vabbè, in una democrazia c'è sempre chi dissente, Certo. e chi dissente per convinzione e chi per fesseria. Ma il governo certamente ha preso una posizione sin dall'inizio molto netta. Invece parliamo dei referendum. In questi giorni si sta parlando di fine vita. Qual è il suo pensiero su quello che sarà il prossimo dibattito pubblico e se avremo o non una legge con questo governo? Io credo che le firme raccolte per il referendum, anche se la Corte Costituzionale lo ha dichiarato inammissibile, e lascio la disputa tra giuristi a chi se ne intende, non sono io, ma certamente ha dato una spinta al Parlamento che su questo tema dormiva dai tempi storici, insomma. E quindi la legge che è stata approvata alla Camera e arriva al Senato è una legge a metà, una legge di consenso, per me con dei limiti molto importanti. Ma il punto è che se anche riuscissimo a migliorarla al Senato, cosa che non è, la legge dovrebbe tornare alla Camera e lì secondo me si riaddormenta esattamente come il DDL Zan. Ma secondo lei è meglio avere una legge monca o aspettare di avere in futuro una legge migliore? No, io credo che per i malati e per chi vuole il suicidio assistito aspettare non ha senso, francamente. Io non me la sento di dire a Mario piuttosto che a qualcun altro: beh, la legge non è perfetta, quindi rimani tu con le tue sofferenze, aspetta e spera che facciamo una buona legge. Dobbiamo provare. Non è detto che ci riusciamo. A me la cosa che dispiace di più è questa discriminazione, perché questa legge e tutte le sue pesantissime procedure da eseguire si applica solo alle persone intubate. Se invece una persona, che ne so, ha un cancro terminale con altissime sofferenze ma non è intubata, non si applicano. Questa discriminazione è davvero inaccettabile per i malati o per chi vuole accedere. Dopodiché anche chi è intubato deve fare una decina di procedure prima di arrivare alla soluzione finale. Per non essere troppo noiosa, ve le dico: il richiedente deve avviare la richiesta con una scrittura privata autenticata, quindi la famiglia, perché lui col tubo è un po' impossibile. Il medico che riceve la richiesta inserisce il paziente in un percorso di cure palliative.
la persona le rifiuta, ovviamente. E a questo punto, 4, il medico redige un rapporto sulle condizioni e le motivazioni del richiedente. 5, il rapporto viene inviato al comitato etico territoriale. 6, il comitato visita il paziente per verificarne le condizioni. 7, entro un mese dichiara se il richiedente soddisfa o meno tutti i requisiti. 8, il fascicolo passa alla direzione sanitaria dell'ASL. 9, il medico incaricato accerta nuovamente, anche attraverso lo psicologo, che quello sia la volontà del paziente. Il medico, quindi, alla fine di tutto questo percorso, può procedere al soddisfacimento della volontà del richiedente. Non c'è tempistica Certo. per nessuna di questi passi, quindi, stante com'è la nostra burocrazia, ho l'impressione che il paziente nel frattempo è morto di suo in attesa di tutte queste pratiche. Quindi rimane il tema se è un bicchiere mezzo pieno o un bicchiere mezzo vuoto. Io, vedendo un po' l'atmosfera e conoscendo un po' i miei colleghi al Senato, tenderei di portare a casa quello che c'è di buono, quindi almeno per gli intubati, e poi, senza dismettere la lotta e l'iniziativa politica, tentare di migliorare o semplificare o migliorare comunque questo testo. Invece un altro dei temi sempre molto caldi in Italia, e soprattutto nell'ultima settimana che si è svolta anche una manifestazione a Roma, se non sbaglio, è quello della questione della cannabis e delle droghe leggere. Secondo lei l'Italia ha raggiunto quella maturità? Almeno vediamo nelle fasce più giovani, credo di sì, ma anche dal punto di vista politico, per raggiungere a creare un vero un testo più moderno di quello di quello attuale, che è la legge Giovinardi, a proposito della legalizzazione di certe droghe. Ma se in Italia abbiamo 6 milioni di utenti, 6 milioni di persone che utilizzano la cannabis, si suppone che tra familiari, amici, eccetera, il consenso sia abbastanza alto. A me, e lo dimostrano anche le firme sul referendum, a me capita poco di andare a cene sociali, eccetera, se non per lavoro. E alla fine sono l'unica che vuole la legalizzazione della cannabis e non fumo neanche uno spinello, semplicemente perché non mi piace. E scopro che tutti gli altri, in modo aperto o in non modo aperto, invece sono consumatori Io penso che l'opinione pubblica italiana e non solo è ampiamente convinta o consenziente. Quello che non lo è la classe politica, che su questo si strappa le vesti. Io ricordo sempre che mia mamma, ovviamente ai suoi tempi e con i suoi strumenti, diceva: se non possiamo sconfiggere la droga, sconfiggiamo almeno la criminalità, facciamoli fallire perlomeno. Però anche lì è tutta una battaglia che Antonella Soldo, Meglio Legale, Più Europa stanno riprendendo, e certamente è tragico come dopo 30 anni siamo ancora qua, in una situazione in cui io credo i termini siano molto chiari. Certo, lei se lo spiega comunque con il suo passato, il perché in Italia c'è una grande concordanza su determinati temi come l'eutanasia, come la legalizzazione, però allo stesso tempo non si riesce a eleggere, perché per la fine sono i cittadini che eleggono la classe politica, non si riesce a far sì che questo stimolo che viene dal basso poi effettivamente si ripercuote in Parlamento. Ma guarda, innanzitutto noi siamo un paese
la cui classe politica non ha mai amato il referendum. Tantomeno i temi delle libertà civili, perché non è mai il momento, non è la priorità di oggi, non è la priorità dei cittadini. I diritti civili sono una roba da radical chic, più o meno pariolini, ed è sempre stato così, e tutte le volte per farli avvicinare ad un tema e costringerli a decidere bisogna tirarli con la gru, che per motivi magari opposti però quieta non muovere, vabbè, lo faranno clandestinamente, chi se ne frega. Però la mia esperienza è questa, che avessi mai visto una maggioranza o i partiti politici a favore dei referendum, perché no, non disturbate il manovratore, abbiamo da fare cose ben più importanti che occuparci del vostro spinello, e io sarei anche d'accordo, quindi non ve ne occupate. Il problema è che ve ne occupate per reati veramente abbastanza ridicoli ficcate anche la gente in carcere, insomma. Quindi tutto si ripete. Avrei l'ultima domanda prima di condurre in chiusura, anzi in realtà sono due. La prima, lei si è avvicinata alla politica negli anni 70, tra il 74 e il 75. Perché si è avvicinata alla politica? Cosa vuol dire essere radicale? E lei tuttora si sente radicale? Io politicamente sono nata e sono cresciuta radicale, sono radicale, per essere chiari. E mi ha avvicinato alla politica un'esperienza personale non bella, e quando mi è capitato, parlando in giro con le amiche, scoprivo che era l'aborto clandestino un fenomeno molto molto diffuso, e proprio perché clandestino non se ne conosceva l'entità. Cosa vuol dire essere radicali? Essere radicali, secondo me, vuol dire una frase sola: io non lo farei, ma non per questo tu non lo devi fare. I diritti civili sono un'espressione di libertà responsabile, su qualunque tema. Io lo farei, ma non per questo, se tu la pensi diversamente, non lo devi fare. E questo è difficilmente accettabile da chi liberale non è e da chi non pensa che sia il cittadino al centro di una costruzione democratica e sociale, con ovviamente anche le sue contraddizioni, tutto quello che volete. No, bisogna che lo Stato si occupi di, come dire, guidarlo, imporgli, e persino su il disegno sulle unioni civili è stato talmente controverso che ricordo che mi si diceva: questa legge cambierà la società italiana, senza rendersi conto che la società era già cambiata e che la legge metteva solo un po' d'ordine in un fenomeno sociale già cambiato e già molto esteso. Prego Ale. No, allora io avevo un'ultima domanda da farla, della verità, Vai, che era sempre, si collega un po' a quella di Emanuele, ossia del percorso che come più Europa avete iniziato con Azione, con Carlo Calenda, che stiamo ancora aspettando di avere qua in trasmissione, quindi quando mi risponderà il suo detto stampa magari organizzeremo anche con lui, e volevo capire questo percorso nel lungo periodo, quali battaglie pensate di portare avanti, come si sta sviluppando il dibattito comunque all'interno, quali sono le iniziative che stai portando avanti. Ma proprio domani facciamo una conferenza stampa sulla questione gas, energia, e una parte di questo dossier piuttosto complicato
che poi implica anche, come dire, per me questo è un primo passo e poi bisognerà affrontare seriamente la questione delle rinnovabili senza raccontare tante baggianate. E certamente è una situazione difficile per il semplice motivo che noi dipendiamo dal gas russo per il 40%. Quindi la sostituzione non può essere immediata, non tanto per i consumi individuali, tanto è quasi primavera e possiamo il riscaldamento spegnerlo, ma soprattutto per quanto riguarda l'occupazione e le imprese, perché le imprese energivore, che sia vetro, ceramica, o cemento, quello che sia, non è che possono avere l'interruttore un giorno sì e un giorno no. Quindi va affrontata con, certo, tenendo conto dei problemi climatici, eccetera, eccetera, ma devo anche dire con un po' più di serietà. Le rinnovabili sono importanti, ma non risolvono completamente il problema. Il problema sarà di trovare una bouquet, diciamo, di soluzioni. Di soluzioni. Come dire, di linee di approvvigionamento di cui sono parte anche importante le rinnovabili, ma non sono la parte, ma non sono, come dire, immediatamente l'alternativa. Per cui anche lì, se saremo costretti a sospendere il gas russo per non continuare a pagare Putin mentre massacra gli ucraini, qualche costo ce l'avremo anche noi e sarà bene che gli italiani ne siano consapevoli. L'ultima domanda e poi davvero la lasciamo. Se domani incontriamo a Bra la senatrice Bonino, questa è l'ora dell'aperitivo, cosa dovremmo offrirle per fare aperitivo con lei? No, io non faccio l'aperitivo, quindi risparmiatevi e mi potete offrire un po' d'acqua. A parte che va bene, e non c'è problema. Ho poco a Bra e mi muovo poco di questi tempi del Covid, perché io credo, come tutti quelli che sono o sono stati malati, hanno sviluppato una sensibilità molto particolare di paura. Quindi io so che nella mia fragilità polmonare, se mi capita di beccare il Covid, è un guaio. Per cui mi proteggo molto e anche adesso che sembra che è superata, che io continuo a fare inviti alla prudenza, badate che non è che ne siamo fuori, stiamo un po' meglio, però siate prudenti, eccetera, eccetera. So che dopo 2 anni non se ne può più, però posso anche dire che si vive anche senza andare alla movida. E niente, onorevole, io non so che dire, nel senso che veramente è stato un piacere intervistarla, anche un onore, se lo posso dire, quindi davvero grazie mille da parte nostra, da parte di tutta la nostra redazione. La salutiamo con affetto e buon lavoro per l'iniziativa che porterà avanti. Grazie. E invece, prego. No, io ho detto grazie. Perfetto, non lo sentivo bene in cuffia. Arrivederci, quindi onorevole, e tutti voi l'augurio di una buona serata. Restate sicuramente qui a Sardegna, l'appuntamento per mercoledì prossimo, sempre qua alle 19. Buona serata.